Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo in Austria, Gran Premio d'Austria, il circuito di Spielberg. Noi siamo 11esimi in griglia, purtroppo le qualifiche sono il mettone d'Achille, sta piovendo abbastanza, in maniera diciamo importante, ma non da gomme da full wet, ma da intermedie. Poi è previsto nuvoloso e poi arriva il sole, quindi si comincia con la pioggia per finire con il sole. Devo fare una buona gara perché veniamo da un ritiro proprio schifoso a Baku, dove potevamo vincere la gara e invece siamo usciti in maniera schifosa. Andiamo raga, un po' di mal di gola, quindi parlo. Vai raga, devo fare una bella partenza per buttarmi subito all'interno. Dai raga, andiamo. Ai, partenza di merda, con la pioggia non parto mai bene. Attenzione. Come ho rallentato troppo. Mamma mia, non ci credo. Incidente subito. Incidente spaventoso. Safety car in pista. Safety car subito in pista. Pazzesco. Safety car e incidente per il Kuma. Sotto imbottigliato ragazzi, Mamma mia che inizio di gara disastroso anche questo. Allora danno sì. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Va bene. Purtroppo non posso permettermi di mettere le gomme da asciutto perché dopo un giro pazzesco, guarda, pazzesco Dio Cristo. Non siamo fortunati raga, dopo un grandissimo inizio spettacolare arrivano i problemi. Per il campione del mondo veneziano. Entrata subito la safety car al primo giro. Nessun ritiro ma un groviglio di monoposto. Ok, andiamo ai box. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety Ma car. stai zitto. Ok, siamo ai box. Il Kume ai box. Yellow flag, safety car. Cambiamo l'ala, cambiamo tutto. Non dare gas. Ok. Sarà durissima ragazzi, sarà durissima. Noi ci proviamo, ma sarà veramente un'impresa disperata. Ultima sosta prevista. Non me l'aspettavo proprio questo errore. Vediamo, dopo ci sono le soft e le ultra soft. Ok. Dopo valuteremo che fare. Però è chiaro che devo fare una strategia con poche soste, quindi se dopo arriva l'asciutto proverò subito le soft. Staremo a vedere ragazzi, però è difficile valutare che fare perché adesso siamo ultimi in griglia, tra poco finirà anche di piovere. Previsione del tempo. Per migliorare, smetterà di piovere entro 5 minuti. Entro 5 minuti smetterà di piovere, però il tracciato è anche molto bagnato, quindi ci vorrà un po' prima di vedere, insomma, prima di montare le gomme d'asciutto. Un terno all'8 ragazzi. È veramente un terno all'8 questa gara. Potevamo fare una gran gara, un 11° posto. È vero che le qualifiche non sono il mio forte, però l'11° posto mi dava garanzia di recuperare presto. Poi con la pioggia vado anche bene, ma con questo incidente che non è neanche colpa nostra, eravamo in mezzo, mi sono venuti addosso, ho spaccato l'alettone. Diventa tutto molto più complicato. Come dovrà veramente tentare un'impresa disperata per andare a punti. Guarda, una mondiale iniziato così bene, sta diventando una tragedia. Al contrario dell'anno scorso, che siamo partiti malissimo e poi siamo andati migliorando. Stavolta invece è veramente one disaster. Ok ragazzi, la safety car è pronta a rientrare. Adesso dobbiamo fare veramente una
con una rimonta da fenomeni, io ve lo dico. Si riparte, si riparte. Si marinò con la miscela magra, però. Ok, adesso vediamo, devo superare velocemente sti stronzi, Le zanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Ok, intanto noi andiamo così. Vai, 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 vai. Il primo sorpasso arriva se ci divertiamo, ragazzi, non possiamo fare altrimenti, possiamo solo attaccare. Dobbiamo rischiare che tutto per tutto, ragazzi, perché se vogliamo andare in zona punti, nelle zone importanti, dobbiamo superarli subito, quindi a costo anche di far malanni. Fra poco si andrà con le gomme d'asciutto, è palese ormai. È ancora un po' bagnato, ma ancora per poco. Ma stai buono. Come volevo fare io, infatti la metto così, però aspetto, non subitissimo, non mi sembra ancora il momento adesso. Anche se in realtà in tantissime parti del tracciato è già asciutto. Sì sì, vanno tutti ai box, tutti ai box. Però il mio compagno ai box. Vado nel prossimo giro io. Devo rischiarla, vado nel prossimo giro perché c'è tanto traffico. Io sto ancora dentro, Vai, come sta spingendo come un porco disperato. Nel momento ancora si va. Non si può ancora usare il DRS, quindi questo vuol dire che comunque è ancora un po' bagnato. Ragazzuoli, dai. Siamo noni su 22, ma è chiaro che tanti devono ancora andare ai box. Ok, è il momento. Box, box, box. Infatti qua è asciutto puro. Qua è asciutto puro. Qua è asciutto puro proprio. Uno dei più puri, signori. Infatti non la tengo più. Meno male che il giro è lento e quindi ho possibilità. Insomma, non perdo tantissimo, ecco. Sgommatone incredibile Alonso praticamente qua, chiaramente con le super soft. Guarda Alonso che coglione. Vaffanculo, mi butta fuori. Ma non ci voglio credere. No, guarda, io non ho parole per quel coglione di Alonso che arriva anche quarto. Hamilton vittoria, Button secondo, Massa terzo. Guarda, non ho parole. Stiamo buttando via un inizio strepitoso. Siamo a meno 32 con già 3 ritiri. Cioè, spaventoso. Ho fatto 3 ritiri, però sono ancora secondo. Pensa cosa ho dilapidato tutto il vantaggio e le grandi prestazioni dell'inizio. Ho i coglioni girati ora a livello storico. Dio Cristo, Dio Madonna del Signore benedetto, il Pontatus di tutti. Non ho parole. Proprio il furto in 2 gare. Guarda, se ho sbagliato io, ma qua veramente non è colpa mia. Adesso devo stare anche attento. Adesso mi licenziano anche. Viva, vai, bravo. Va bene, ragazzi, facciamo le. Vabbè, sarà sto zitto che è meglio. Ok, ragazzi, sto sviluppando un'altra parte del telaio, mi sembra. Siamo a Silverstone, gara che in realtà hanno vinto. Da qua è ricominciato un po' il discorso. Quest'anno se faccio male anche qua sono veramente dolori, familiarizziamo col circuito. Però buttare via, cioè sono ancora seconda, solo 32 punti con 3 ritiri in 8 gare, 9, quello che è. Peccato ragazzuoli, peccato. Proprio non me l'aspettavo sto ritiro così. 2 ritiri consecutivi. Mi è già capitato, forse dopo l'altro anno. O 2 anni fa, non mi ricordo. Mosso cazzi. Sta stagione da campione del mondo è veramente complicata. Ecco. Sbagliamo anche questo.
Silverstone lo sapete che non è assolutamente la mia gara. L'altro anno ho vinto per un colpo di fortuna, mamma mia, devastante, irripetibile probabilmente. Devo indovinare la parte centrale del mondiale perché sennò sono dolori, sennò sono veramente cazzi, scusatemi il termine, ma la situazione è un po' così purtroppo. Familiarizziamo questo circuito di merda. Buono. Un Cume veramente incazzato nero, per non dire di peggio. Ole. Ole. Ecco. No, sto guidando col nervoso, ragazzi, perché ci ho fatto un culo così nelle prime gare per poi andare a fallire così il Monte Carlo. Per carità, ci sta. Baku, errore mio, però anche che insomma Alonso ha fatto di tutto per buttarmi fuori, a mio parere. Era più veloce, cazzo. Superami e basta. E come basta fare, insomma, andare. Non mi interessa il viola. Ce l'ho fatta, yes, perfetto, perfetto. Ciao. Ciao Troia, ciao. Ok. Ritmo qualifica. Perché tutti noi amiamo la qualifica. Dai Fio, andiamo a pompare, pompiamo. Il Cume ama le pompe in tutti i suoi sensi. Vai. Andiamo per cortesia. Dai, dai Marchetto, facciamo un buon ritmo qualifica. Ho 3 giri, vediamo se riesco a beccarla. Di solito Silverstone non la becco mai, però vediamo. Vediamo che combiniamo. Ecco, subito lungo, subito lungo. Mamma mia. Ragazzi, non ci siamo, non ci sono con la testa. Non ci siamo con la testa, purtroppo. Ripeto, Silverstone, il solito ritmo qualifica non li indovino mai, anche perché non faccio mai grandi qualifiche, purtroppo. Aspetta, l'altro anno è stato un caso l'altro anno, certo che devo far punti qua, perché dopo 2 ritiri di seguito, 3 in 9 gare, quello che è, non possiamo continuare così. Mamma mia, stiamo guidando da far schifo. Un secondo di ritardo dall'obiettivo. Siamo la quarta forza adesso che il mondiale abbiamo perso 2 posizioni. Tutto contro, raga, tutto contro in questo momento. Da campione del mondo è veramente dura. No, non lo farò mai il ritmo qualifica. E d'altronde questo livello per me è anche, diciamo, una sfida incredibile. Riuscire a portare a casa un titolo a questo livello è già per me un sogno. Più di così sarà difficile. Cioè, vincere tutte le gare sarebbe un sogno, vincere, cioè fare proprio il grande slam, ma vabbè, ma porca puttana. Vabbè, ciao. Giro annullato, ne ho solo un altro purtroppo. Bene. Molto bene. Che disastro. Momento veramente difficile per Veneziano, che dopo le grandi prestazioni all'inizio adesso siamo in condizioni non proprio positive. Sto collezionando ritiri su ritiri. Il Cume colleziona ritiri. Ho solo un giro per tentare questo. Vaffanculo.
No, sono veramente in una depressione più unica che rara. La total depression. Qui a Silverstone. È arrivato un momento buio. Ok, per l'ultima possibilità. Se non miglioriamo quei tempi dovremo rieseguire il programma. Ho frenato, che coglione. Basta, ho già perso il giro. Niente, vai, andiamo a casa, andiamo a fare sotto i coglioni. Vai alle qualifiche, guarda. Proprio one disaster. Tutte le vetture hanno superato Sì, il tutte sta traguardo. stronze. Le prime tre Ciao, sono ciao, 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 ciao. Ho sistemato un attimo le cuffie. Fanculo, sì, bravo, stronzo, bravo. Stiamo sistemando qua il telaio, siamo la quarta forza, ripeto. Vai. Va bene, raga, posizione in classifica, io voglio vedere questo, sarà trofei. Il disastro ci ha portato su 7 su 9 gare, 3 ritiri. Ritiro a Monaco, cioè le ultime 4 ritiro a Monaco, vittoria in Canada, ritiro a Azerbaijan, ritiro in Austria, ragazzi. Speriamo bene. Ci eravamo partiti diversamente. Gran Bretagna vittoria, Ungheria. Va bene, dai, va bene. Non pensiamoci adesso. Pensiamo solamente a Gran Premio di Silverstone. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao!